Non accenna a fermarsi la scia di sangue sulle strade del Veneto. 4 sono le persone che hanno perso la vita a poche ore di distanza l'una dall'altra. Il primo gravissimo incidente ieri lungo la Romea, in cui perderanno la vita Jenny Scantamburlo di 39 anni e Ferruccio Destro, 78 anni, entrambi residenti in via Borromini a Mira. Erano tutti a bordo di una macchina, una Fiat Barchetta, che è andata fuori strada nel tratto vicino al ristorante I Pioppi, in corrispondenza dello svincolo con via Argine Sinistro Idrovia. Il veicolo, senza più controllo, si è capovolto su se stesso. Unico sopravvissuto il conducente di 76 anni, residente a Fiesso d'Artico. Ha riportato ferite molto gravi ed è stato comunque trasferito con l'elicottero all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Poche ore dopo, a Bassano del Grappa, lungo viale Asiago, un'auto con 3 giovani a bordo si schianta contro un muretto. Un urto violento dopo che l'auto con i 3 aveva sbandato. A perdere la vita Giacomo Del Fiato, di soli 20 anni. Gli altri 2 amici di 25 e 17 anni sono ricoverati all'ospedale. Viale Asiago, un luogo che Giacomo conosceva bene, visto che proprio lì, a pochi passi, si allenava con la sua squadra, l'Angarano. Ed è invece caccia al pirata della strada nel padovano a Cittadella, dove un'auto ha fatto cadere rovinosamente a terra Gabriella Beltramello, 73 anni, ex infermiera, mentre era in sella alla sua bicicletta e stava percorrendo via Casaretta. La donna è stata trovata riversa a terra, soccorsa e subito portata in ospedale, dove morirà poco dopo. Sono in corso serrate indagini da parte dei carabinieri del Norm di Cittadella per dare un nome e un volto all'automobilista scappato dopo aver fatto cadere a terra la donna.